Bentornati a questa nuova puntata di Albignasego Channel. Cominciamo subito con la prima notizia. Sabato 9 maggio si è tenuto il Carnevale di Primavera ad Albignasego, vediamo il servizio. Anche quest'anno, come da tradizione, si è tenuta la quarta edizione del Carnevale ad Albignasego dal titolo Sapori di Primavera. La serata ha visto ospiti i carri mascherati provenienti da tutto il Veneto per la sfilata di Carnevale lungo tutta via Roma. Ad aprire la sfilata è stata la scuola di samba brasiliano, Carioca Dance Ballet, che ha deliziato il pubblico con la sua forte energia a ritmo di samba. Un'atmosfera di gioia e allegria, dai colori accesi e dal forte coinvolgimento. L'evento, organizzato dall'associazione commercianti Punto A, ha visto numerosi partecipanti dai più grandi ai più piccini. Una bella occasione di aggregazione e di festa, con stand per degustazioni e banchetti con dolciumi per i più piccini. Sabato 16 maggio dalle 20:30 nel parco di Villa Ubizzi si terrà una gara di cottura della pizza dal titolo Pizze Ardenti, con la partecipazione di pizzerie di Albignasego. Da sabato 16 maggio a sabato 30 maggio, per i 100 anni dalla Grande Guerra, ci sarà una mostra itinerante di illustrazioni e storia del fumetto, dalle 17 a Villa Ubizzi. Continuano le visite guidate all'ex polveriera. Ricordiamo che per la visita guidata è necessaria l'iscrizione con prenotazione telefonica al numero 049 80 42229. Ricordiamo per i più piccini che fino al 17 maggio è aperto il Luna Park in Piazza del Donatore, in Piazza De Gaspari e in via Cavour. Vi ringraziamo per l'attenzione e continuate a seguirci.